Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati in diretta su Calcio Napoli 24 TV, una nuova programmazione pronta per voi con il nostro recap di giornata. Riavvolgeremo infatti il nastro nei prossimi minuti per andare ad analizzare tutti quelli che sono i titoli e le notizie più importanti inerenti il Napoli e non solo di questa giornata. Una buonasera a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, con me come di consueto c'è Emanuele Bernardo in cabina di regia, ma non sono solo in studio, è un grande piacere avere al mio fianco il nostro Dino Viola. Ciao Dino. Ciao Riccardo e un saluto a chi ci segue da casa. Assolutamente sì, ringraziamo e ricordiamo anche come seguirci, canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche il nostro canale ufficiale di YouTube, al quale come di consueto vi invito ad iscrivervi e a lasciare anche un bel like alla diretta. Allora, caro Dino, nel frattempo continuano quelle che sono le partite mondiali. Quest'oggi abbiamo visto anche insieme il tennistico 6-2 dell'Inghilterra contro l'Iran. Praticamente si è giocato quasi più nel recupero che durante la partita. 14 minuti di recupero nel primo tempo, 10 nel secondo. Adesso invece in campo il Senegal di Kalidou Koulibaly e l'Olanda fermi sullo 0-0. Però come dicevamo, questa nuova trasmissione di Calcio Napoli 24 si chiama Recap. Che cosa faremo nei prossimi minuti? Andremo a riavvolgere il nastro, a rileggere insieme a voi quelli che sono i titoli e le notizie di giornata. Quest'oggi il titolo principale se lo prende la notizia rilanciata prima dal Corriere dello Sport l'altro ieri e poi cavalcata anche degli altri quotidiani per quanto riguarda l'interessamento o presunto tale dei fondi americani per il Napoli. Allora andiamo al touch, caro Emanuele Bernardo, e leggiamo proprio quello che è stato l'articolo che trovate come tutto d'altronde su calcionapoli24.it. De Laurentiis ha messo in vendita il Napoli, il Corriere dello Sport, ecco perché c'è la fila per prendere il club. Lo leggiamo proprio su quello che è il virgolettato del Corriere dello Sport. Le indiscrezioni sull'interessamento di investitori esterni del Napoli non devono sorprendere, stando alle indicazioni, o meglio alle indiscrezioni di Merger Market, il gruppo De Laurentiis potrebbe seriamente valutare queste possibilità. De Laurentiis, ricordiamolo, in carica come presidente del Napoli dal 2004, in questo momento ha accumulato 126 milioni di patrimonio netto, oltre a 100 milioni di cassa. Questo è il patrimonio del Napoli, oltre a 60 milioni aggregati di utile, insomma cifre importanti che vanno a sottolineare come il Napoli sia una società florida dal punto di vista economico, sì. Dino, quindi a questo punto ti chiedo, non ti chiedo se ovviamente De Laurentiis venderà il Napoli, se ha intenzione di vendere il Napoli, con un tuo commento su queste voci che sembrano secondo me quasi scontate visto il periodo della squadra partenopea. Sì, non c'è dubbio che se si dovesse prendere in considerazione solo il lato amministrativo della società, i conti in essere, è ovvio che rispetto a un quadro generale dove molte società sono indebitate, è ovvio che il Napoli diciamo risulti su uno step superiore da questo punto di vista, però poi vanno analizzate tutta una serie di fattori. Ad esempio la Serie A oggi come oggi ha ancora questo grosso appeal, anche quelli che sono i riflessi a livello internazionale di una nazionale che comunque purtroppo sappiamo le condizioni in cui versa. Un campionato italiano che ha difficoltà anche a vendere sul mercato i diritti televisivi o almeno a trarre il meglio, insomma questo è un altro fattore da tener conto. Poi ci sono anche i conti da fare su quelle che sono le valutazioni sul mercato, ovvero qualche anno fa è stato ceduto il Milan, sì, per circa 1 miliardo di euro, stessa cifra quando Suning ha rilevato invece le quote di maggioranza dell'Inter. Sì. Quindi su queste cifre ci si può, diciamo, ragionare e tenere conto che comunque stiamo parlando di marchi superiori al Napoli. Esattamente. È inutile che ci giriamo intorno o nasconderci o dire che il Napoli ha un bacino di utenza superiore a queste squadre, saremo qui a dire forse probabilmente una bugia, una falsità, e quindi anche questo bisogna tener conto. Gli investitori insomma sono attratti comunque da marchi come Inter e Milan che anche alla voce ricavi
lasciamo stare poi il bilancio, alla voce ricavi, loro riescono a trarre ancora ricavi maggiori rispetto al Napoli. Prima della pandemia, Inter e Milan alla voce ricavi da stadio erano nettamente superiori al Napoli. Questo per dire un aspetto come si può anche ragionare a livello di marketing, di marchio a livello internazionale. È ovvio che queste squadre sono superiori. Se poi andiamo anche a valutare altri aspetti come diciamo, un impianto di allenamento, di proprietà delle società, cosa che il Napoli non ha, Esatto. ecco allora che diciamo, la valutazione assume altri punti di vista. Poi se vogliamo ragionare se il Napoli insomma venderà, se De Laurentiis venderà o meno la società, credo che ce ne passi un bel po' di tempo, di ragionamenti, anche perché come tutti sappiamo la famiglia De Laurentiis comunque è a capo anche di un'altra società di calcio e anche lì bisogna fare le dovute come dire, considerazioni, Esattamente, anche dal punto di vista imprenditoriale, ma non solo dal punto di vista del regolamento che riguarda diciamo, la proprietà delle società. Fatto sta che a monte di tutti questi ragionamenti, se proprio vogliamo dirla tutta, alla luce di un calciomercato fatto di tante cessioni, di uno snellimento del monte ingaggi e guardando i risultati e il Napoli che sta riprendendo aria internazionale, respiro internazionale, forse questo, Riccardo, potrebbe essere, diciamo, un buon momento per vendere. sì, finanziariamente Finanziariamente è un buon momento per vendere la società. assolutamente sì, può essere finanziariamente, stiamo parlando sì, non stiamo dando Sì, notizie certo. ovviamente No, di no, no, cessioni. sono considerazioni. Anzi, perché in realtà quello che ci arriva è l'opposto e De Laurentiis No, non è orientato ad ascoltare queste offerte. Io ti aggiungo anche che, giustamente hai detto, ha tagliato il monte ingaggi, ha fatto degli investimenti che in futuro, vedo anche quello che è il valore dei cartellini del giocatore, sono destinati a crescere, perché se Kvaratskhelia lo prendi a 10 e se continua così lo puoi, non dico vendere, sì. ma mettergli un bel cartellino, 100 milioni, Sì. Osimhen lo stesso, Kim idem, è normale che poi anche il valore del Napoli sia destinato a salire, tant'è che tu parlavi di cifre, su Repubblica anche in questo caso si parla di cifre, perché secondo i colleghi del quotidiano De Laurentiis avrebbe respinto 900 milioni da un fondo americano interessato, quindi proprio quello che dicevamo prima, insomma cifre destinate a salire. La società sportiva Calcio Napoli in questo momento non è in vendita, mi viene un po' da pensare, sai, come quei club, tipo il Sassuolo, faccio una digressione, quando si dice il Sassuolo non ha bisogno di vendere, quindi può fare il prezzo anche magari, tra virgolette, un po' gonfiato, ecco, questo potrebbe essere utilizzato anche al Napoli, il Napoli non ha esigenza di vendere, il Napoli non ha esigenza di soldi freschi, mettiamola così, non ha bisogno di nulla, quindi è De Laurentiis che fa il prezzo. Si parla di questi 900 milioni, si legge che negli Stati Uniti, o meglio chi era negli Stati Uniti, incontra per strada chi gli propone 900 milioni di un non meglio identificato fondo per acquistare il Napoli, affare ovviamente respinto. Il Napoli incassa e vince come fosse da solo in cima al suo mondiale, unica favola credibile in Italia che ha smesso anche di sognare, quindi si parla anche di cifre, ma De Laurentiis d'altronde lo aveva già detto in tempi non sospetti. Si era parlato addirittura di 2 miliardi di richiesta per vendere tutto il pacchetto della Filmauro, Napoli, Bari sì. e la stessa Filmauro, neanche per 2 miliardi, ecco, quindi sì. Questo vi fa capire. E proprio come dicevi tu, al di là delle pressioni, sì. è nella condizione, nella posizione anche di fare una scelta che non è dettata da determinate esigenze e quindi liberamente può fare una scelta puramente imprenditoriale da questo punto di vista. Anche il fatto di, come dire, anche il fatto di dire di no ad un'offerta attualmente di 900 milioni, anche questa è dettata dalla mancanza di pressione, di esigenze, di bilancio, di vendere, perché magari, come hai fatto notare tu, c'è un parco giocatori che nella sua valutazione non può far altro che crescere rispetto
a quelli che sono stati i costi dei cartellini, e anche questa è una considerazione che può essere fatta nella totale calma, nella totale serenità, senza dover tenere presente, ad esempio, in altre situazioni, in altre società, un bilancio particolarmente carente. Io ricordo che per esempio Suning, quando ha rilevato, diciamo così, il pacchetto di maggioranza dell'Inter, ha acquistato anche i 200 milioni di debito. Quindi anche questo è un aspetto di non poco conto da prendere in considerazione. E il deus ex machina, mettiamola così, di questa anche crescita importante dei calciatori del Napoli, la valutazione è sicuramente Luciano Spalletti, che ricordiamolo ha un contratto valido fino alla fine di quest'anno. C'è la possibilità da parte del Napoli però di implementare in maniera unilaterale per un'altra stagione il contratto del tecnico di Certaldo, ma a quanto pare, insomma, De Laurentiis lo disse all'epoca: Spalletti è il miglior allenatore della storia che ho avuto nella mia presidenza a Napoli, e sembra essersi ulteriormente convinto da quelli che sono i risultati, non solo dal campo, anche di crescita, ricordavamo poco fa, dei valori del giocatore, tant'è che sempre per Repubblica il rinnovo di Spalletti con il Napoli si fa sempre più vicino, tant'è che mancherebbero solo l'ufficialità, appunto, e l'annuncio per l'intesa post-datata, mettiamolo così, fino al 2024, non più quindi al 2023. Andiamo proprio a leggere. De Laurentiis non si è pentito, nonostante lo scudetto sfumato l'anno scorso, di aver voluto sulla panchina azzurra il tecnico toscano. Mi sembra anche abbastanza ovvio, come fai a pentirti in questo momento. 2 stagioni e un'opzione unilaterale per la terza, che il presidente si è riservato il diritto di esercitare entro la primavera. Per questo l'argomento del rinnovo dell'allenatore non è all'ordine del giorno. Andiamo proprio a leggere poi ulteriori dettagli, li vediamo qui. Il Napoli vuole andare avanti con Spalletti fino al 30 giugno 2024, ovviamente servirà anche il consenso poi del tecnico, al di là della clausola unilaterale a favore del presidente. Per questo i due dovranno comunque incontrarsi più avanti per fare il punto della situazione e progettare insieme il futuro della squadra, tenendo conto dei risultati che gli azzurri otterranno nel corso di questa, aggiungono tra parentesi, promettentissima stagione. Mi sembra un annuncio alquanto scontato quello del rinnovo di Spalletti, cioè l'unico scoglio in questo momento potrebbe essere la volontà del tecnico, che però non mi sembra in questo momento sul piede di guerra, anzi tutt'altro. No, però proviamo a fare un attimo marcia indietro. Sì. Quando si è giocata Empoli-Napoli? Dell'anno scorso? Era aprile? Che mese era? Era aprile, se non sbaglio? Aprile, sì, maggio. era aprile. Napoli-Roma che pareggiamo 1-1, mi sembra, Sì. più o meno nello stesso periodo. Quindi non pochi mesi fa, stiamo parlando forse di 5-6 mesi fa, sì, il Napoli comunque era in zona Champions, addirittura stava per avvicinarsi alla lotta a scudetto, e poi c'è stata questa battuta d'arresto e la situazione non era poi così, come dire, certamente non era a rischio Spalletti, assolutamente, ma proviamo a ricordare tutta l'aria, tutte le critiche. Qualcuno ha ricordato anche l'accoglienza con le uova, i pomodori, una cosa del genere, ai calciatori, riservata ad alcuni calciatori del Napoli, e poi torniamo a oggi, che sembra un continuo tripudio di elogi, non senti più nessuno parlare male di Spalletti in qualsiasi trasmissione, per cui oggi si parla addirittura di rinnovo, giustamente, perché comunque l'obiettivo l'anno scorso è stato centrato e si è andato probabilmente anche oltre quando ci si è avvicinati alla corsa a scudetto. Quest'anno poi veramente tutti zitti, perché non si può dire veramente nulla a questo tecnico. Insomma, 15 partite, ne hai pareggiate solo 2, in Champions sei arrivato prima in un girone dove, insomma, la qualificazione non era per nulla scontata. È anche giusto che si parli, vincendone 5 tra l'altro, vincendone 5 e soprattutto come miglior attacco della fase girone della Champions, quindi. Mi piace ricordare l'1-6 in casa dell'Ajax, che è poesia, voglio dire, è una partita che ricorderemo in tanti, e sembra che nel breve però non ce la ricordiamo. Cioè, voglio dire, è stato un Napoli che è stato straripante anche in ambito europeo. In casa con Liverpool abbiamo vinto 4-1, credo, ricordo male? Sì,
Sì. 4-1. Dominando praticamente il primo tempo. E a maggio il Liverpool aveva disputato la finale di Champions. Quindi sono tutti risultati che testimoniano ovviamente l'operato di questo tecnico che francamente, insomma, oltre che i risultati mi sembra si sia comportato da un certo punto di vista nei discorsi di contratto, di mercato, Sì. un uomo che ha saputo gestire le pressioni della piazza e quelle che erano le indicazioni che inizialmente facevano, le indicazioni della società sul mercato che inizialmente facevano un po'. E ti dico che al termine della scorsa stagione anche lui ha mormorato e non era per Anche lui ha niente mormorato. felice del... Questo è vero, Io però... questo te lo posso assicurare, non era per niente felice perché sapeva che avrebbe dovuto dire addio ai vari Mertens, ai vari Insigne, Koulibaly, Ospina, ci ricordiamo tutti quello che è stata comunque la crociata dello stesso Spalletti, le sue dichiarazioni per mantenere Ospina a Napoli. Tutto questo non è successo, lui era abbastanza amareggiato, questo ve lo posso dire, però poi la società ha dimostrato di saper lavorare bene e ha messo a disposizione di Spalletti comunque una squadra assolutamente importante, profonda, è una squadra che può competere per tutti gli obiettivi e Spalletti poi ci ha messo del suo. Io spero che il discorso del rinnovo vada avanti, anche perché aspettiamo, non me lo auguro, Sì. aspettiamo diciamo, il primo passo falso che è atteso da tutta Italia, insomma queste incredibili rimonte di Milan e Juve che restano a meno 10, a meno 8 credo. Sì, in questo momento è quello. Per cui insomma magari... proviamo anche a fare un passo avanti noi come ambiente, cioè certo. noi come stampa e anche insomma tutto quello che segue attorno, che si muove attorno all'ambiente, a questa squadra e quindi magari a reagire in un determinato modo rispetto a quello che può essere un passo falso, voglio dire. E poi il discorso del rinnovo che può starci, perché che può starci, che puoi vincerle, ne vinci 35 di partite in Serie A, per questo invito gli ipercritici nei confronti di Spalletti, insomma, come dire, a essere un po' più moderati nei giudizi e a non dimenticare questa prima parte di stagione che è stata straordinaria. Che ben venga il 2024 col rinnovo, cioè fino al 2024. Insomma, poi sai, le parole di De Laurentiis lasciano un po' il tempo che questo sempre, perché ha detto lo stesso per Mazzarri, per Mazzarri, Sarri, Benitez. Ancelotti è il migliore allenatore, quindi insomma vanno bene gli elogi del presidente, però insomma teniamo conto. Sì, effettivamente è così. Intanto ancora sullo 0-0 Senegal e Olanda, seguo anche i commenti dei nostri amici di YouTube. Lina Vernaccia ci scrive come mai niente live delle 16. Lina, il filo diretto si è preso una pausa, diciamo così, anche perché da domani, io ve lo ricordo nuovamente, inizierà Napoli Mondiale, vale a dire il nostro nuovo programma di live reaction che seguirà le partite dei tesserati del Napoli ma anche dell'Argentina. Si parte domani dalle 11 con Argentina-Arabia Saudita, in conduzione ci sarò io, ci sarà Diego Armando Maradona Junior con noi in studio, il comico Mino Abbacuccio, ci sarà Manuel Guardasole, poi successivamente lasceremo spazio invece al nostro Ciro Novellino con la partita che seguirà, il primo derby tra l'altro degli azzurri, Polonia-Messico se non vado errato, Polonia-Messico alle 17, quindi da domani inizia anche Napoli Mondiale, il nostro nuovo format, la live reaction, ma non solo, un vero e proprio salottino, insomma apriremo le porte del nuovo studio di Calcio Napoli 24 per vivere insieme a voi in modo anche scherzoso, leggero, questo mondiale che purtroppo non vedrà protagonisti gli azzurri di Roberto Mancini, che ieri erano con la testa insomma lontani dal campo nella partita con l'Austria, terminata 2-0 per gli austriaci. Certo non facile scendere in campo come pensando che dall'altra parte del mondo insomma iniziava il mondiale nel quale noi siamo assenti. Detto ciò, a proposito di Italia-Inghilterra, poi parliamo anche di calciomercato, a proposito di nazionali, nel 2023, la voglio leggere giusto velocemente, si giocherà al Maradona, Italia-Inghilterra.
allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo 10 anni De Laurentiis ha chiamato Gravina per proporgli questa possibilità, partita alle qualificazioni degli europei, che sarà probabilmente partita cardine visto che affronti l'Inghilterra, che è l'altra big del raggruppamento, nel quale poi ci sono anche l'Ucraina e la Macedonia del Nord, che purtroppo è stato giustiziere degli azzurri, purtroppo ce la ricordiamo. E salvo colpi di scena, scrivono sul Mattino, ci sarà questo Italia-Inghilterra, la gara d'esordio tra l'altro del giorno di qualificazione Euro 2024, 23 marzo allo stadio Diego Armando Maradona. Io ti chiedo, oltre insomma a un commento De Laurentiis che ha chiamato Gravina, sappiamo che i rapporti dei due magari non sono proprio idilliaci, cosa vuol dire per Napoli ospitare nuovamente la nazionale? Io ho la sensazione a volte che la nazionale, quando insomma, non per fare il polemico, il piangina come dicono di solito, però quando la nazionale insomma non naviga in buone acque, come se chiedesse l'aiuto di un pubblico caloroso, e quindi naviga sempre verso stadi come quello di Napoli, dove l'apporto dei tifosi non è mai mancato. Diversamente invece, insomma, quando la nazionale, ahimè, parecchi anni fa, insomma, andava più che bene, da queste parti non si è visto. Portare la nazionale a Napoli ha sempre un significato anche di, come dire, un valore di riconoscimento anche per il club, sì, anche per il movimento calcio a Napoli, e quindi da questo punto di vista oggi è giusto che lo si riconosca sotto questa chiave, ma con lo stesso criterio poi cosa dovremmo pensare quando invece per anni, insomma, io faccio anche il lo stadio Maradona non è stato praticamente preso in considerazione. Io faccio anche il cattivo, questo è un po' unito al Napoli, diciamo la verità. È perché sì. Quindi magari uno lo può leggere anche così, dici, sai, Nazionale di Mancini hai Meret, hai Di Lorenzo, hai Raspadori, hai Politano, intanto viene convocato Zerbin, sai che c'è di nuovo, non c'è il rischio magari che il pubblico, perché sappiamo sempre la storiella di Maradona, che il pubblico napoletano però ci sono i beniamini, ci sono i beniamini, quindi faccio uno più uno, pubblico caldo, stadio importante, ci sono i loro beniamini e lo posso sfruttare così. È vero. Cioè, almeno io la leggo in maniera un po' più maliziosa, mettiamola così. Sì, sicuramente ci sarà stata una chiave di lettura molto simile, non troppo lontana. Probabile. Però, diciamo, essendo partita d'esordio, come mi hai detto, sì, è probabile che si voglia, è probabilmente anche la partita più importante che si disputa nel girone, l'Italia in casa, esatto, e quindi probabilmente è giusto che si faccia questo tipo di ragionamento. Ora, poi bisognerà vedere a marzo che aria tira. Questo è normale. Perché a Napoli a marzo, insomma, chissà. Bravo. Insomma, l'argomento calcio, se è così caldo come lo è stato in questi mesi. Questo anche è vero. Certo non mi aspetto il pubblico del Maradona che vada ad applaudire, che ne so, i vari Bonucci, i vari Chiesa. Sì, diciamo da questo punto di vista siamo un po'. Però cioè, non me lo aspetto, però me lo auguro, perché alla fine quando si parla di nazionale, si gioca nazionale, credo che si debba puntare a sostenere quello, perché questa nazionale, con tutti gli errori che stanno facendo ovviamente calcistici e non, anche dal punto di vista di gestione della federazione, ha bisogno di un supporto e di non essere lasciata, tra virgolette, morire da sola, perché altrimenti, ragazzi cari, ci scordiamo anche i prossimi mondiali, che grandi talenti in questo momento non è che ne vedo. C'è bisogno di un po' più forse di compattezza, c'è bisogno di un po' più di serietà da parte dei vertici federali, magari anche con scelte forti, lasciando spazio a qualcuno che ha una vision un po' più futuristica per questo calcio italiano, davvero vecchio e stravecchio. Di vision futuristica, che se ne dica, ce l'ha De Laurentiis, perché tante volte magari non con dichiarazioni così leggere, anzi sempre belle corpose quelle di De Laurentiis, però lui ha sempre puntato
a guardare il futuro, l'ho fatto anche quest'anno, dopo l'ultima stagione si dice vabbè ma vendiamo tutti i big e poi chi prendiamo? Prendiamo i giovani, prendiamo Kim, prendiamo Kvaratskhelia, ma chi sono? In questo momento sta avendo ragione, insomma l'ottica futura del presidente, e sembra che De Laurentiis insieme anche a tutto lo staff mercato del Napoli, Giuntoli, Micheli, lo stesso Pompilio, abbia messo gli occhi su uno delle stelle, degli astri nascenti del calcio internazionale. Ne parla Kiss Kiss Napoli, che riprende ancora la notizia, ma svela anche un retroscena, Walter De Maggio, sulla clausola di Arda Güler, centrocampista classe 2005, mi vengono i brividi, commentare i 2005, Napoli che deve battere 2 top club, clausola variabile per questo talento. Allora, su Güler, dice Walter De Maggio, ci sono anche il Paris Saint-Germain ed il Tottenham di Antonio Conte. Al Napoli è stato proposto il calciatore, ricordiamolo, classe 2005 del Fenerbahce, e verranno fatte delle riflessioni, perché c'è una clausola rescissoria variabile. Che vuol dire variabile? Ovviamente che non è una cifra standard. Se infatti Güler quest'anno disputerà meno di 1500 minuti, la clausola sarà di soli 5 milioni di euro. Se supera invece quel minutaggio, salirà a 20 milioni di clausola. Secondo me, se tanto mi dà tanto, il Fenerbahce più di 1500 minuti glieli farà giocare, giusto per guadagnare una quindicina di milioni in più. Però per far capire che in questo momento insomma la politica societaria e anche di calciomercato del Napoli è questa: giovani talenti, prezzi contenuti, ingaggi a ribasso e giocatori futuribili, che poi magari, se questo 2005 si rivela essere un altro fenomeno, lo prendi a 5, lo rivendi, facciamo così, a 50, guarda un po', lo vendi a 10 volte il valore. Però sai, io ho dei dubbi sul fatto che si dia per scontato che il Napoli abbia intenzione di, come dire, prendere un giocatore a 2 e a rivenderlo a 60. Perché Koulibaly così non è stato. Voglio dire, perché è stato 8 stagioni? 8 stagioni non è uno di passaggio, c'è il vantaggio due di passaggio. Due di passaggio. Due di passaggio. Qua ci capiamo. Però, vantaggio dell'Olanda con Gakpo. Si è sbloccato il partitone che era molto tirato. E voglio dire, quindi attenzione anche adesso a dire ok, Kvaratskhelia l'ha preso a poco e sicuramente lo rivenderà, perché così non è stato per alcuni calciatori, non è stato così per Koulibaly, non è stato così anche per lo stesso Insigne, quando ha cominciato, diciamo così, a muovere i primi passi e a mostrare quelle che erano le sue qualità, pure insomma c'era il timore che succedesse qualcosa del genere. Voglio dire, il Napoli non ha come dire, preso a modello l'Udinese, per fare un nome, senza offesa per l'Udinese, però è comunque una società, un club che deve mantenere un determinato standard di risultati sportivi e quindi per farlo devi comunque puntare alla permanenza di giocatori di un certo tasso tecnico. Ora, non è che tutte le ciambelle riescono... ti faccio vari nomi, vedi, giovani, Edu Vargas, un nome, sì. Vedi, per esempio, preso comunque una cifra sicuramente non bassissima, si pensava poi di Era rivenderlo chissà quanto, momento, e non sempre riescono queste mosse. Sì, tra l'altro lui, Neymar e Dybala erano i calciatori, diciamo, più ambiti in Sud America, in quel periodo. Addirittura Edu Vargas, diciamo, se non sbaglio, vinse un premio particolare che veniva assegnato proprio ai giovani talenti sudamericani, superando proprio Neymar addirittura. Sì, lui vinse con l'Università de Chile, non mi ricordo quale manifestazione, forse in Sud America, e fu eletto tipo miglior giocatore della manifestazione. Faceva benissimo tra l'altro con la nazionale cilena, altra grande assente tra l'altro ai mondiali, diventando se non sbaglio il secondo miglior marcatore all time alle spalle di Sanchez, quindi però come diceva giustamente Dino, insomma non tutte le ciambelle riescono sempre con il buco, c'è anche un po' il rischio di impresa di investire così tanti soldi e poi magari avere calciatori che non riescono a rendere. Erano queste, caro Dino Viola, le notizie più importanti di
di giornata. Io vi invito come sempre a restare però sintonizzati su calcionapoli24.it, perché saranno tante altre notizie che arriveranno da qui ai prossimi minuti, ricordandovi tra l'altro che domani inizia Napoli Mondiale, la nostra live reaction, seguiremo le partite dei tesserati azzurri impegnati in Qatar e ovviamente dell'Argentina, e proprio con l'Argentina si inizierà domani mattina a partire dalle ore 11, Argentina-Arabia Saudita, inizia Napoli Mondiale. In studio ci saranno, oltre al comico Mino Abacuccio, anche Diego Armando Maradona Junior, che commenterà con noi le partita dell'Albiceleste. Poi nel pomeriggio toccherà a Polonia-Messico, quindi appuntamento da non perdere con il nostro nuovo format Napoli Mondiale. Siamo giunti invece in conclusione del recap giornaliero di Calcio Napoli 24 TV. Ringrazio ovviamente il nostro grande Emanuele Bernardo in cabina di regia, così come il nostro grafico Giuseppe Cautiero. Un ringraziamento speciale, gigantesco, al nostro splendido Dino Viola. Due di passaggio, siamo io e te. Due di passaggio, siamo noi. Grazie Riccardo, grazie. Grazie mille a Dino Viola, grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Vi lascio alla programmazione di Calcio Napoli 24 TV. Una buona serata da parte di Riccardo Catapano.